Ennio Caggiano, Comitato Pro Riviera. Qual è la situazione? Che cosa manca attualmente sempre nei comuni colpiti dalla tromba d'aria? Manca l'organizzazione. Io capisco che questi eventi non capitano tutti i giorni e quindi non siamo abituati a gestirli, però un mese è più che sufficiente per mettere sul piatto quello che abbiamo a disposizione. Ho già detto un sacco di volte, diteci cosa potete darci, diteci che non potete darci niente e scegliamo un'altra strada, però quello che dovete e che potete darci investitelo da subito perché i soldi ci sono, basta volerli cercare e saperli distribuire bene. Quindi tante promesse, ma al momento, dopo un mese dalla sciagura, non è arrivato ancora nessun aiuto? Ad oggi a me non risulta che da parte dei comuni, da parte della regione, da parte dello Stato, da parte della protezione civile, da parte delle assicurazioni sia arrivato qualcosa, a me non risulta. Se qualcuno è arrivato ha deciso di stare in silenzio perché forse ha deciso di perseguire un'altra strada, ma non è quella che vogliamo perseguire noi. Ripeto, siamo tutti sulla stessa barca, noi siamo disposti a remare, remiamo volentieri, remiamo 24 ore al giorno, però chi ha il timone deve timonare bene. Gianno, lei ha un percorso, un progetto che ha suggerito al governatore Zaia? Stamattina al governatore Zaia ho dato questo foglio, che è, come posso dire, un insieme è un vademecum, un promemoria, ma è molto semplice. Si è costituito il Comitato Pro Riviera, che ieri ha avuto provvisoriamente il sottoscritto come portavoce, provvisoriamente ribadisco, ma che adesso aspetta di inglobare tutti gli altri comitati, con una durata limitata, perché meno durerà meglio avrà lavorato, e con obiettivi semplici. Quali sono questi obiettivi? Capire dove sono i soldi, quando e come saranno divisi e come saranno distribuiti. Individuare professionisti che affianchino le persone, gli artigiani, le attività danneggiate nella gestione della ricostruzione. Quindi abbiamo bisogno di avvocati, di ingegneri, di architetti, di geometri, di agronomi, di psicologi, di manodopera. Ovviamente tutte queste persone noi le vogliamo a titolo gratuito, ma non dovranno lavorare gratuitamente. Che risposte avete ricevuto? Zero finora. Zero. Io avevo anche altre, io non ne ho ricevuta una, l'ho messa nel nostro sito. Ho chiesto per esempio creare un sito web che raccolga tutte le informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza. Non esiste, perché voi lo sapete, se voi tenete le persone divise, dopo fate quello che volete, perché non si sa più come funzionano le cose, non si sa più di chi è la responsabilità, perché ognuno viene qua per vedere. E i politici amministratori non ci devono stare vicini, ci devono stare lontani, che stiano nei loro uffici e che facciano le leggi giuste. Io non le voglio vicini, li voglio lontani. Quando li voglio vicini li chiamo io.